Il Modica firma l'impresa nella 14ª giornata di eccellenza, batte a domicilio una Polisportiva Gioiosa reduce da 7 risultati utili di fila e infligge biancogranata la seconda sconfitta casalinga del campionato. La formazione guidata da Pasquale Ferrara passa con un gol al minuto 88 dell'ultimo arrivato Montanaro e torna a vincere fuori casa dopo un digiuno che durava dallo scorso 12 di ottobre. La sfida del Vasi si apre con il Modica subito alla ricerca del vantaggio, ma il sinistro ravvicinato di Ido Iaga dopo 6 minuti non crea problemi a Paterniti e poi sempre l'argentino da fuori costringe l'estremo di casa agli straordinari. Il Gioiosa non sta a guardare e risponde prima con la punizione di Franzino che si perde alta sulla traversa e successivamente con la botta di Bruno che sfiora il palo alla sinistra del portiere. Nella ripresa però è il Modica a cercare con maggiore determinazione la rete del vantaggio e così dopo il mancino dal limite di Sapalo che sfiora di poco la traversa al 55esimo, il colpo di testa di Arquin 4 minuti dopo bloccato in tuffo da Paterniti che si ripete anche al minuto 67 sulla conclusione di Mollica e con Ido Iaga che sulla ribattuta non centra lo specchio della porta. Gli ospiti fanno centro a 2 minuti dal 90esimo quando Montanaro raccoglie l'invito di Arquin e al volo col destro batte Paterniti facendo così Gioiosa 0, Modica 1 e gioia incontenibile per i tifosi rossoblù che possono far esplodere tutta la loro esultanza per il gol a vittoria firmato proprio dall'ultimo arrivato che bagna nel migliore dei modi il suo esordio con la maglia modicana. Lo 0-1 finale consegna dunque alla squadra di Pasquale Ferrara la quarta vittoria fuori casa, nona complessiva del campionato e il punto numero 29 che avvicina i rossoblù alla capolista Milazzo, mentre il Gioiosa si ferma dopo quasi 2 mesi e rimane a quota 21 punti.